Si chiamava Alberto Berti, 42 anni, italiano. Per ora solo questo è stato reso ufficiale sull'identità del corpo che questa mattina è stato ritrovato ad Altavilla Vicentina all'interno di un'auto parcheggiata nei pressi di un distributore di carburante lungo la strada del Melaro. Il corpo riversa sul sedile del passeggero con la cintura allacciata di una Fiat Punto bianca parcheggiata da qualche giorno. È ancora giallo sulla causa della morte che solo l'autopsia potrà accertare. Nel frattempo il nucleo investigativo dei Carabinieri sta cercando di recuperare le prove, ipotizzando possibili ricostruzioni sull'accaduto. Morte naturale o violenta? Nulla è stato ancora definitivamente escluso. Sembrerebbe poco probabile un malore o una morte naturale, ma più che altro che qualcuno abbia accompagnato questa persona in questo parcheggio interno alla stazione di servizio, parcheggiata l'auto in modo esemplare, fra l'altro. Al sindaco accorso per sincerarsi dei fatti è stato confermato il decesso dai parenti di Alberto, convocati per il riconoscimento. L'uomo saltuariamente risiedeva dalla zia e dal papà. Il primo ad accorgersi del cadavere verso le 6, un lavoratore smontante dal turno di notte che per fare colazione al bar aveva parcheggiato l'auto proprio accanto alla Punto bianca. La prima cosa che ho fatto, ho guardato, riguardato, l'ho visto un po' strano, ho chiamato il gestore del bar. Ho detto venga fuori a vedere perché c'è una persona strana in macchina e lui ha constatato dicendo appunto che per lui era morto. Ho detto la prima cosa che ho fatto come coscienza ho allertato i carabinieri. Sul corpo esaminato verso mezzogiorno dal medico legale, sulla bocca e sulla spalla sarebbe presente una grande macchia di vomito, ma esternamente nessun segno di violenza. Per questo tra le ipotesi sembra essere un'overdose la causa di morte più probabile. Fondamentale sarà la raccolta di tutti gli indizi. La stazione di servizio, ho parlato anche con il responsabile, sono dotate di un grande numero di telecamere, mi hanno anche riferito che non c'è stata sovrascrittura, quindi dovrebbero essere integri i filmati e mi auguro che si addivenga ad una soluzione di questo caso increscioso.